sul Corriere della Sera di oggi, Corriere della Sera, non La Verità, non so come fanno anche solo a comprarli i giornali, Verità, vabbè, lasciamo perdere. Corriere della Sera c'è un articolo della cronaca di Trento dove un ragazzo, Trajan Calancea, morto a 24 anni, 10 giorni dopo il vaccino. Proteina spike quasi assente, fu emorragia cerebrale. Questo è il titolo dell'articolo. In sostanza, questo ragazzo giovane, un ragazzo in salute tutto quanto, a un certo punto, dopo il vaccino, che è successo qualche anno fa, questo ragazzo è morto, era in doccia, ha avuto un malore, la mamma non ha potuto, l'hanno trovato che era già senza vita, e quindi c'era il sospetto che potesse essere stato fatto perché aveva ricevuto un vaccino anti-Covid. Insomma, questa signora, per carità, appunto, ha voluto fare tutta quanta le strade, e in sostanza c'è stato un pool di periti nominati dal GIP Enrico Borrell che escludono il nesso causale tra vaccino e la morte del giovane, soprattutto alla luce degli approfondimenti sulla presenza della proteina spike nei tessuti analizzati dal ragazzo non è stata trovata. Questo non significa che era completamente assente, ma che la quantità eventualmente presente analizzato è al di sotto della dimostrabilità immunoistochimica. Il giovane era morto a causa di un'emorragia cerebrale complicata da un gravissimo quadro di edema polmonare che purtroppo non gli ha lasciato via di scampo. Ecco, allora vi faccio un altro esempio, cito anche perché una persona che me l'ha detto, il Valentino, il ristorante Valentino che c'è sul lungomare, nel periodo in cui il vaccino si era cominciato a distribuire, e lui aveva l'appuntamento per andare a fare il vaccino, non ha potuto farsi il vaccino perché gli sono sopraggiunti un sacco di problemi di lavoro di varia natura, e quindi ha saltato. Non è potuto andare, non è che non voleva farlo, non proprio non aveva il tempo materiale in piena stagione. Quindi 10 giorni dopo è stato oggetto di un altro problema di salute che ha avuto, me l'ha detto lui, e lui stesso mi ha detto: se avessi fatto il vaccino avrei sicuramente pensato che era a causa del vaccino. Ecco, quindi tutte queste persone, allora purtroppo viviamo una situazione che è la responsabilità, mi dispiace dirlo, ma è anche del governo di centrodestra, perché per quanto riguarda il vaccino sono praticamente 2 anni che tutti sti Novax hanno libertà di scrivere quello che vogliono, e delle fonti ufficiali capita ogni tanto qualche articolo sui giornali autorevoli. I giornali sapete benissimo che la gente ormai non li compra più. Tra poco noi che compriamo i giornali, quando andremo in edicola, gli daremo anche la mancia, perché ormai sono sempre più rarefatte le edicole che tengono i giornali, e quindi c'è spazio libero a sta gente che condivide articoli deliranti in cui dicono che i vaccini, colpa dei vaccini, hanno fatto questo, hanno fatto quell'altro. Ecco, quindi tra l'altro approfitto per ricordarvi che c'è in corso la campagna anti-influenzale ed è possibile per gli over 60 fare il vaccino Covid. Ecco, io il vaccino influenzale me lo faccio da tantissimo tempo, ho sempre sentito, letto prima, che il vaccino comunque ti aumenta, diciamo, stimola il tuo sistema immunitario, e quindi l'invito è: vaccinatevi, non date retta a queste, scusate il termine, ma non si può non definirle cagate. Capisco che ci sono persone che in buona fede hanno paura, hanno tutta una serie di cose, magari tutto quello che ho altre amiche mi hanno detto: ma da quando ho fatto il vaccino non mi sono più sentita bene. Ma cioè, non è che c'è la controprova che se non l'avessi fatto non stava bene, cioè, voglio dire, sono tutte cose che a mio avviso lasciano il tempo che trovano. Io continuo questa mia indicazione di farsi i vaccini, mi dispiace che qualcuno si offenda, non voglio offendere nessuno, però ricordatevi che tanti anche strumentalizzano questa cosa per avere like, per avere visibilità, e quindi l'invito è: seguite fonti autorevoli, scienziati, pubblicazioni su riviste scientifiche, oppure articoli di giornali che riproducono diciamo articoli pubblicati su riviste autorevoli scientifiche, altrimenti il resto sono tutte fesserie. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia,
fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.